Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buondì. Per quel che riguarda il modo di doprare il telefonin, quando si va in inglese si ha voi di sentire il Signore che ti fa vele, non covente il telefonin, basta ascoltare la parola di Dio che venlete. E se tu hai di rispondi sempre al Signore, tu puoi dispensarci modo mettere in pratica che parole lì, di modo che di per sé inglese non covente il telefonin. Se poi tu hai gusto di incontrarlo a tu per tu, personalmente il Signore, tu vas a fare la comunione e non covente il telefonin, di modo che alle bien di studiarlo appena che si entra. E quando si è di iglesia per la chiesa, se tu lo impis e l'anta chiesa tu fai qualche messaggio o a qualcuno o a lui lassù, sta attento che tu vas a chiatarlo facilmente di persone. Buone giornate e buone vite.